Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, edizione di venerdì 13 gennaio. Si è spenta Giulia Ramelli, la maestra di sci 34enne che mercoledì era rimasta sepolta da una valanga durante un'escursione sotto il nuvolao a Cortina. La donna è ritrasportata d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso in gravi condizioni. È mancata ieri mattina. A lanciare l'allarme 2 giorni fa era stato il compagno di escursione. Immediati soccorsi con le manovre di rianimazione eseguite sul posto prima del trasferimento all'ospedale. Purtroppo Ramelli non ce l'ha fatta. Furto a un bar tabacchi di Arsier, rubati gratta e vinci, sigarette e il denaro del fondo cassa per un valore complessivo di circa 6.000 euro. I ladri sarebbero entrati da un tombino. Nessuna traccia degli autori del colpo che non risultano essere stati immortalati nemmeno dalle telecamere presenti nell'area dell'esercizio commerciale. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Feltre. Condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione un uomo ritenuto colpevole di un furto all'agenzia di Feltre della Reale Mutuo Assicurazioni. In quell'occasione venne sottratto denaro per 40 euro oltre a un telefonino da 80. L'imputato è stato individuato grazie alle tracce di DNA trovato in una macchia di sangue dalla RIS di Parma. Pagherà una multa di 1.000 euro invece l'uomo a processo per lesione ai danni di un operaio al lavoro in un cantiere di Taibon. L'episodio al centro della vicenda giudiziaria ha visto l'imputato colpire la vittima con un pugno a seguito di una lite. Sarà giudicato con rito abbreviato l'uomo accusato di aver sottratto il bancomat a una collega e di averlo utilizzato per prelevare il massimo importo consentito. Allo sportello automatico era stato ripreso dalle telecamere di servizio. L'imputazione nei suoi confronti è di furto in appartamento, indebito utilizzo continuato di carte di credito e di pagamento. L'episodio al centro della vicenda risale al 29 agosto 2020. In quell'occasione l'uomo si sarebbe introdotto nella stanza di una donna all'interno del cantiere di un'impresa di costruzioni, rubando il bancomat dal portafoglio della vittima. Avrebbe poi prelevato 2 volte l'importo di 250 euro, ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell'ATM. A Lentiaio un bambino di 6 anni è stato investito ieri pomeriggio davanti all'ex municipio. Fortunatamente non gravi le conseguenze patite dal giovanissimo, urtato da un'auto mentre camminava assieme alla mamma. Il bimbo, rimasto ferito a una gamba, è stato trasportato al pronto soccorso. Gli esami eseguiti in ospedale hanno permesso di accertare che il bambino non ha riportato traumi preoccupanti. Passiamo allo sport, calcio Serie D, la Dolomiti Bellunesi attende la capolista. Domenica al polisportivo arriverà infatti la Driese guidata dall'ex tecnico del Belluno Roberto Vecchiato. Gara in programma alle 14:30. Sempre a proposito di calcio, in campo domani in anticipo Longarone Alpina e Fiori Barp che si affronteranno nel derby di promozione. Domenica ripartiranno anche tutti i campionati regionali fino alla seconda categoria. Bisognerà attendere febbraio invece per rivedere sul rettangolo verde le formazioni di terza torneo provinciale. Domani in campo anche la Darold Logistic Belluno, pallavolo Serie A3. Derby Veneto contro il Monselice che ospiterà la DRL alle 18. Troveremo un clima rovente, Monselice darà il 200%, vorrà assolutamente fare punti contro di noi, la previsione dell'allenatore bellunese Gianluca Colussi. Sci alpino maschile a Cortina il recupero di 2 gare di Coppa del Mondo non disputate nelle scorse settimane. Si tratta del Super G annullato in Val Gardena e di quello saltato a Lake Louise. Recuperi in programma il 28 e 29 gennaio sull'Olimpia delle Tofane. Le prove di Coppa del Mondo maschile mancavano da Cortina da oltre 30 anni. È tutto con questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Ricordiamo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. Grazie per essere stati all'ascolto, buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.